Bene, buonasera a tutti, BCTV, ite nova de oggi, di 20 del suo mese dell'Ampata, la mizza e 26. Bene, 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 bene. Come stiamo diretto a sul solito, come te si presenta Sadie, intanto colamo da questa videata normale, ecco, vamos a tornare a Savigliata normale, ecco, dicevo, rende si presenta a voi, è già oramai preso il battodie che Saida si presenta tutto uguale, che su che lo libero, nuvole non benata che si scampiano, ma anche in palla niente, e quindi sarà stato come lo dico adesso Taravando, ci deve stare tutto da via voi, oppure no. Ecco, il Saravallo non era da che ho fatto una nuvetta verso la Salvatore, sa schimbe, e comunque oggi sono 32, 31 gradi, o 32 gradi, è sabato, e il sole prende tutto da via, insomma, come stiamo già nato. Casa, domenica, abbiamo invece 34 gradi, sole prende fino alla sauna, poi copulata da essa al 2 in poi e addirittura da sabato la saschibbe, gli scappa da pure carichi guttiu de abba. Bene, andiamo a Sannova, dare poco minuto fa che ha fatto l'intervista a Francesco Migliori, putatore specializzato, venite a vivere a Vizi, anche che pure traballo del giardinaggio e come sta che ne pure trabalhare pure s'austrica, specialmente di Inzasa, ma anche di puttatura pure di fruttora, insomma, pulia e così via, un pacco di tutto. La porta l'intervista, capisco quanto è entusiasta di stare in bici, di vivere la vita in Costa Rica, Parisi, che noi. Grazie Francesco, posso sprezioso a Saida. Andiamo da innanzi, c'è stata questa bella conferenza in Romanzesu, in cui si fai dati di allineamento da strade e allineamento del suo monumento, dove sono fraico, che bisogno in Romanzesu, appunto, qui in Rastro, eh, insomma ti ho spiegato bene di che si tratta e poi dopo avresti stato dopo la conferenza a lo che sono restato, io ho dovuto virare proprio il motivo, tutti hanno nato il sacco con questo il posto sacro della Maltese, non avevo fatta la conferenza, ecco qua, caricata la fotografia, che non che l'istrumento, che non con la fotografia, un po' che tutto panoramica, beh, sa conferenza vai a tempo con abbastanza meglio. E poi cosa ammetto che casa esce una pettina per miracolo leva 96, 86, 76 esce una pettina Sand'Omolo, quindi riesce generoso, si smorzo in dono a tutte le pastore e offerto da viva, spero che sia stato intanto a usufruire, si aggradisce di questa bella iniziativa di Paolo Doneggio. Guardamento poi bambini digitale tra rischi e opportunità, este una in sardo, può partecipare, sono babas e mamas devono inquadrare questo QR code che queste in locandina un legame che collega chissà,
assistere a una cosa virale, mi ha implorato di fare una foto, questo è il nominato va, insomma, a Sagrussa, posta presidente dessa America, attacco frontale di Trump a Meloni, lei allibita. Illegittime le nomine ASL e Areus, questa è una patata buddita metta in mano a sa regione e specialmente a sa giunta e a Tonte. Il Ministero della Salute, i 3 DG scelti sulla base di una legge incostituzionale, cioè praticamente tutto il fracasso che ha fatto Tonte, cambiando il dirigente del SAS ASL, come bozzato pienamente, però tutto si ricola. Stadio, il progetto va rivisto, devono regalare questo stadio di Succaile. Fiamme da nord a sud nel bracciere Sardegna. Emergenza, incendi, giornata infernale. Cala finanza, deciderà la Corte Costituzionale e poi lo vediamo, mi avrebbe scritto un articolo, mandato a tutto il giornale naturalmente, non hanno pubblicato. Andiamo a Sa Nuova, prima pagina, truffatore delle vacanze e boom di denunce, cioè affittano villetta in Sardegna che poi o non esistono oppure usano i Stalleder o Michele o quelle abbandonate. Le prime star in Costa Smeralda sono arrivate dalle star e quindi subito bisogna già si sono contando lo spilo e lo hanno fotografata mentre si preparando la sua fotografia in missione la Maddalena con i carabinieri per salvare i fondali dell'isola. La storia del rap nell'isola, letteratura sarda in musica. A Sassari, Odissè, Limbas, Chicurrenti. A Cagliari spunta su, il Cagliari punta su a Carachiri, Gaetano potrebbe partire. Calciomercato prende forma la nuova squadra. Partono i voli interni tra Olbia, Cagliari e Alghero. Nell'isola il treno a idrogeno a scartamento ridotto, cioè praticamente è Macumere a Nuova. Areus potenzia i servizi sulle coste per tutta l'estate. Guardia medica. Andiamo ad innanzi. Fondamentale l'infermiere di comunità, non ne è data Peppe Cicolini, l'infermiere di famiglia e di comunità, tra competenze e nuovi modelli assistenziali, è stato al centro del convegno promosso ieri dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Nuoro nella Camera di Commercio. Nell'incontro è stato approfondito il contributo strategico di queste figure professionali nella presa in carico delle persone, nella gestione della cronicità, nella prevenzione e nel rapporto tra servizio sanitario, sociale e comunità locali. La sanità di prossimità rappresenta una delle sfide più importanti per il futuro dei nostri territori, ha detto il presidente della provincia Giuseppe Cicolini, e ha aggiunto: le aree interne hanno bisogno di una sanità capace di garantire continuità assistenziale e di intercettare i bisogni prima che diventino emergente. Bravo in questa frase. Gli infermieri di famiglia e comunità rappresentano una risorsa fondamentale in questa direzione. Applaudimolo e perché no? E perché no? Bene, Siniscola, festa per il santo patrono, riti religiosi e folklore in piazza. Prevista una escursione a Montalbo, nel Montalbo, organizza il Comitato Leva 1986. Vabbè, noi abbiamo bisogno di 3 leva, qualche non è sta, in un bel paziente, basta una. Trasformare in realtà i progetti, Unify, l'impegno del sindaco appena rieletto Luca Monne. Luca Monne per essere parente ufficio dell'Ussorio Monne. Una mano tesa per la salute a Ulassai, successo della giornata dedicata alla prevenzione effettuate
a oltre 400 visite, una bella iniziativa. Andiamo da innanzi. E andiamo a vedere che sa, il TORDE, il piano paesaggistico regionale all'ISRE, TORDE, nuovi strumenti di tutela per l'isola. L'assessore Spanedda, coste e aree interne in connessione contro lo spopolamento. Vediamo un po' il testo di questa formula. L'auditorium Giovanni Lillio nell'Istituto Superiore Regionale Etnografico ISRE ha ospitato, alla presenza della governatrice Alessandra Torre e dell'assessore regionale degli enti locali Francesco Panedda, la quarta delle 8 tappe territoriali promosse dalla Regione nell'ambito del percorso di aggiornamento del nuovo piano paesaggistico. Tanti sono stati i contributi portati dagli amministratori locali e tecnici che hanno apprezzato la scelta della Regione di avviare una fase di ascolto dei territori prima di procedere alla revisione del PPR. Dal confronto sono emerse diverse criticità, soprattutto legate al fatto che a distanza di 20 anni il piano deve essere aggiornato alla luce delle nuove necessità urbanistiche dovute ai cambiamenti climatici e allo spopolamento dei centri storici. Il PPR 2006 ha avuto meriti importanti, affermato Alessandro Torre, ma i limiti quali sono? Proposta delle cose. Allora, potranno riprendere, penso per esempio, narrata, difesa e rispetto dalle speculazioni, eccetera, eccetera, penso per esempio alla vicenda di Cala Finanza. Il tema della tutela resta centrale. Per la Presidente però il nuovo piano porta con sé una sorta di peccato originale. È stato pensato da architetti, esperti e professionisti che lo hanno studiato e costruito con grande competenza. Poi è arrivato negli uffici della Regione e nei territori come un documento già confezionato, quando manca il coinvolgimento dei territori, quando uno strumento non viene compreso e interiorizzato da chi dovrà applicarlo, diventa difficile trasformarlo in pratica amministrativa. Riguardo alla revisione invece occorre partire dal basso, coinvolgendo le comunità, ascoltando i problemi emersi in questi anni e raccogliendo anche le opportunità che quello attuale ha prodotto. Oh, bene, ma a parere per l'assessore Spanedda il PPR del 2006 ha assolto efficacemente alla sua funzione di tutela delle coste e di contenimento della pressione speculativa. Però poi basta uno ZES del suo governo che ha la capacità di trasformare la destinazione urbanistica di un luogo, come è successo in Cala Finanza. L'ha spiegato in un posto bene Rosetta Cannas, sai, l'armatore Cannas, insomma, le scritte in BT, appunto chiamato Saga Cannas. Ha spiegato bene come funziona, praticamente che in questa autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri viene brincato qualsiasi vincolo e quindi ecco chi in appunto cala finanza su che prima non si poteva fare come si poteva fare, che dona massima tutela, però basta una autorizzazione unica del ZES e quindi colata pure in zona urbanistica turistica ricettiva. Certo, veramente una cosa del non credere. L'assessore ha sottolineato come in quasi 20 anni siano cambiate profondamente le condizioni territoriali e sociali della Sardegna. Lo spopolamento delle aree interne, il cambiamento climatico con effetti sempre più evidenti sulla disponibilità delle risorse idriche, sui boschi e sui processi di erosione costiera e la crescente presenza degli impianti per le energie rinnovabili pongono questioni nuove e ha concluso spiegando il motivo della presentazione annuale
nel cuore dell'isola appunto, della variazione. L'obiettivo è costruire una visione unitaria della Sardegna capace di mettere in relazione coste e aree interne, riconoscendone le connessioni, valorizzandone le specialità. Paraulas, non per narrare nulla. Il calcio scompare dai paesi. Ecco, posso leggere questo articolo appunto dare merito del contest importante in una società sportiva tipo Sacchi noi appunto o Vitesse ASD che basata sul calcio operare suo, ma poi tocca tanto da lo scampo, e veramente date da una realtà sociale e educativa interessante. Pochi tesserati e costi divenuti insostenibili, le società affondano. La progressiva emorragia di tesserati e i costi insostenibili a carico delle famiglie e del club stanno sgonfiando il pallone. La passione resta nei cuori di pochi irriducibili che fanno i conti con i cambiamenti dell'epoca pur di tirare a campare e non chiudere del tutto la baracca. Prima c'era più voglia di socializzare, di aggregarsi, oggi queste che erano consuetudini stanno venendo meno. Stefano Donedio ha 51 anni e con il pallone ci è cresciuto nella sua Gailo, dove l'attività agonistica è inna fatalina da 2 anni. Ci stanno provando in tutti i modi a rianimare quel pallone sgonfio, ma la risposta collettiva è timida, limitata e pochi appassionati, ma la crisi investe anche altri paesi. È corsa contro il tempo per provare nuove forze dirigenziali a Pedro de Vogo, Palissardo, Osini e anche a Tortolini, che insomma è una ida abbastanza male. Pallone in agonia. Per del Vogo, Fabio Lai riscontra le stesse criticità, ma sa che bisogna tenere duro. In questi giorni si stanno tenendo diversi incontri per cercare di sensibilizzare la comunità sulla necessità di forze fresche in società. Però non è una cosa ormai facile. Andiamo da innanzi dallo spopolamento ai cambiamenti climatici, PPR da aggiornare, adesso il dibattito che è stato in Nuvolo, la Presidente della Regione Todde e l'assessora Spanedda incontrano i sindaci. Rimettere mano al PPR a 20 anni dalla adozione è urgenza sentita un po' da tutti, dalla Regione come dai sindaci dei territori che siano costieri e che siano montani. Andiamo da innanzi. Treno a idrogeno, il primo sarà nell'isola, presentato in Svizzera, progettato per linee ferroviarie a scartamento ridotto. E penso che bisognava belle che paccano a scartamento ridotto, ma noi bilamolo, e questo già non, ma com'è? Accordo Ars-Stadler per 10 convogli. L'assessora Manca, investimento strategico per l'ambiente. Allora, riparte il terremoto nelle ASL, 3 manager verso il reintegro, pensate, fosse un pacco. Allora, che vede tutto il vertice della sanità, giunta Solinas, Benedetto Custolo, giunta Todd e tutto questo usato lo scorso giorno. E poi accanto pare che il Ministero narra illegittime le nomine per Cagliari, Gallura e Areus. Si ritiene che debba essere accolta l'istanza di sospensiva con il conseguente reintegro dei ricorrenti nelle funzioni di direttore generale dell'SL Auto di Cagliari, dell'SL di Gallura e di Areus. La relazione istruttoria inviata dal direttore generale del Ministero della Salute Mariella Mainolfi al Consiglio di Stato, che ora dovrà pronunciarsi sia in sede cautelare
che successivamente nel merito non concede spazi a dubbi. Le nomine di Aldo Azzoli, Antonio Erione ed Angelo Maria Cerulli sarebbero viziate da illegittimità derivante dalla legge regionale che aveva disposto il commissariamento delle aziende sanitarie sarde e la decadenza automatica dei direttori generali, poi cassata dalla Corte Costituzionale. Oh, yeah, yeah. E intanto pasticcio evidente, M5 Stelle difende le scelte, la già fatta M5 Stelle. A fondo del centrodestra, la replica attaccano su una sentenza che non c'è. Oh, yeah. Pronto soccorso, diffida alla regione, non contattate i nostri gettonisti, e cioè a quanto pare te, chi lo resta usare lo gettonista non ne potete fare a me a manco. Il 30 giugno scadono i contratti, pratiche sistematiche per aggirare i rapporti con noi. Dura lettura della società che gestisce i medici d'urgenza in affitto, e cioè chi è gestito i medici in affitto non chiedete che la regione contattate sul gettonista da chi l'agenzia aiutate e chiaramente bilucrata, soldati in affitto costa una metta che deve guadagnare pure l'agenzia. La fine dei gettonisti è vicina. Ci sono diversi pronto soccorso nell'isola che il 30 giugno rischiano la chiusura e la regione le sta provando tutte per reclutare medici da impiegare nell'emergenza urgenza. Avvisi straordinari, albi unici, compensi più alti e persino chiamate dirette delle ASL ai professionisti in scadenza, ai quali verrebbero fatte proposte di lavoro dirette. Una pratica contestata dalla società fornitrice del servizio che ha inviato una diffida. Interrompere subito questi contatti? Interrompere subito i contatti. E non concludere eventuali trattative in corso, altrimenti ci sarà un'azione legale e una richiesta di risarcimento danni. Insomma, si potrebbe aprire un altro fronte giudiziario sul tema di sanità. Ma io sono libero professionista. La diffida, la lettera della MST Group è stata inviata nei giorni scorsi, oggetto diffida emessa in mora per l'interferenza nei rapporti contrattuali e storno di collaboratori. Stata del fatto che è stata avviata una pratica di contattare direttamente i medici contrattualizzati con MST. Ma e i tesori schiavo chi lo giù che te in dotazione questa agenzia, ma una nuove postazioni 118 nelle località turistiche. Casi soccorso sanitario, il piano di potenziamento della rete di emergenza urgenza 118 nelle principali località balneari. Fino al 30 settembre il piano varato dall'Areus, azienda regionale per l'emergenza urgenza, prevede non solo l'estensione dell'attività di soccorso già operativa tutto l'anno nelle zone costiere, grazie alle convenzioni con le associazioni di volontariato o cooperative locali, ma anche l'attivazione di nuove postazioni di base e infermieristiche dove servono. Su la finanza deciderà la Corte Costituzionale, che la finanza non sarà chiamato qua che regione pronta al ricorso, Meloni, nessuno costruirà ville con vista mare, contestata la governatrice. Non se ne fanno di ville a vista sul tavolare se gli interventi sono nella fascia dei 300 metri dal mare. Questo lo devono capire tutti. E se con la ZES lo Stato prova a bypassare la regione, andiamo davanti alla Corte Costituzionale. Giuseppe Meloni
perde l'aplombo quando il suo intervento entra nel vivo in un clima incandescente davanti a una platea che per buona parte vuole la resa dei conti sul progetto sardo brasiliano della società Tavolara Bay. Questo può essere un consiglio comunale erisi in Porto San Paolo. Disse De Astani, quindi di questa zona. Ieri pomeriggio nel salone comunale di Porto San Paolo si è capito chiaramente che i brasiliani, nonostante il legittimo via libera del governo nazionale, dovranno faticare molto se non vogliono mollare la presa. Il vicepresidente della regione ha difeso a spada tratta il sindaco di Lodi, Porto San Paolo, Francesco Lai. È la persona più onesta del mondo, basta con le calunnie e la diffamazione. È questo comune che ha adottato i provvedimenti che tutelano Cala Finanza. Non ci sarà nessuna colata di cemento. E alla fine del consiglio comunale aperto ha rincarato la dose al presidente della regione, la presidente della regione Alessandra Torri. Il consiglio dei ministri all'unanimità ha fatto questo, ha detto che il nostro PPR non vale nulla, che non valgono le nostre misure a tutela del paesaggio e che non valgono le nostre leggi. Noi abbiamo reagito con tutti gli strumenti giuridici a disposizione. Se è necessario andremo davanti alla Corte Costituzionale. Intanto però hanno fatto ricorso a TAR, per esempio, che è stato un passaggio iniziale. Il piano paesaggistico resiste da anni e avremo ragione di nuovo. La società proponente del progetto ha detto che si è fermata a Cala Finanza, ma i droni del corpo forestale hanno visto altro. Non basta. Todde dice anche che se le prerogative della regione saranno messe in discussione, si andrà ad un serrato confronto istituzionale anche sui progetti di eolico e fotovoltaico. Adesso denuncio. Il sindaco di Lodi Porto San Paolo, Francesco Lai, è sotto pressione da settimane e ieri lo ha fatto capire chiaramente. Adesso basta con gli insulti e la diffamazione. Ora denuncio e procedo per il risarcimento dei danni che devolverò al mio comune. Siamo stati noi ad assumere le misure per tutelare Cala Finanza e ci accusano di tutto. Non lo consento più. In effetti l'amministrazione guidata da Lai ha fatto partire il controllo a Punta Greca, dove sono stati iniziati i primi interventi di Tavolara Bay, taglio della vegetazione e piccoli sbancamenti, che per il corpo forestale non sono legittimi e vanno oltre la contestata autorizzazione Zeus unica. Tavolara Bay avrebbe pagato 1.800 euro di sanzioni per il taglio di macchia mediterranea. La via libera del comune. Il nodo vero della vicenda lo solleva l'ex sindaco di Lodi, Giovanni Zaina, che si rivolge direttamente a lei. Lei non perde la faccia se ritirate la delibera di fine novembre dell'anno scorso, anzi è una decisione giusta. Fatelo ora finché siete in tempo. Vogliono fare un campeggio per ricchi a Cala Finanza e chiudere tutto. Io ho combattuto queste cose da sindaco, gli imprenditori lo fanno chiudere, lo fanno, chiuderanno tutto e neanche lei, sindaco, potrà entrare. In Zaina, quando parla della delibera di novembre del 2025, si riferisce al provvedimento votato quasi all'unanimità che in sostanza dà il via libera al progetto sardo brasiliano di Cala Finanza, ossia un campeggio a 5 stelle senza aumenti di volumetria e con la cessione al comune di 8 ettari per verde pubblico. Tutto sommato un accordo vantaggioso per lo Porto San Paolo. Il problema è che di mezzo c'è l'autorizzazione ZES contestata dalla regione e ieri l'AI ha detto chiaramente che se ci dovessero essere rischi per l'ambiente e il paesaggio, la delibera potrebbe essere ritirata in autotutela, ma ritirala tanto. Via i guardiani, in un clima molto teso, sono stati pesantemente contestati i politici presenti, compresa Alessandra Torri. Diverse persone hanno
segnalato che i vigilanti stanno controllando gli accessi alla spiaggia di Calafinanza. Il sindaco Francesco Lai ha detto: se così fosse interverremo perché non si può fare. Qualcuno ha chiesto le dimissioni dell'assessore Riccardo Bianco, fratello di Alberto, di Tavolara Bay, fratello di Alberto, amministratore delegato di Tavolara Bay. L'Italia è fuori dal mondiale, ma forse la partita con il Brasile la giocherà la Sardegna. Andrea Bo, quindi batta parentesi intro dell'amministrazione di Porto San Paolo. Chi è fra i canne in Calafinanza? Truffa delle case vacanze, turisti raggirati online e boom di denunce. Le immagini vengono rubate da altri annunci immobiliari. L'obiettivo è la caparra. Poi gli autori della frode spariscono. Scegliere solo siti specializzati per evitare l'affitto bidone. Voli da Olbia e Alghero a Cagliari, da Olbia e Alghero a Cagliari. Aeritalia mette in vendita i biglietti tratte da 29,99 euro, nord-sud collegati in 30 minuti. Allora, case e ospedali di comunità, nuove strutture accreditate, in totale sono 82, ma per molte manca ancora il personale. Nei giorni in cui si viene a conoscenza del parere del Ministro della Salute sul ricorso al Consiglio di Stato, presentato da 3 ex direttori regionali, nel quale il Ministero ai giudici di immediato reintegro ordina l'immediato reintegro dei 3 direttori giubilati, di Doria, Acciara e Bettanelli. L'assessore regionale alla sanità aggiunge nuovi accreditamenti agli ospedali di comunità. Sino a ieri erano state accreditate 59 case di comunità rispetto alle 50 previste e 17 ospedali di comunità operativi rispetto ai 13 assegnati. I dati aggiornati evidenziano un ulteriore avanzamento. Sono infatti entrate in funzione altre 5 case di comunità e un nuovo ospedale di comunità, portando il totale regionale a 64 case di comunità. Carburanti, tempi lunghi per il calo dei prezzi, cioè è arrivato Capanabello, Stretto di Olmos, può avere davanti a Ponarare, cioè è una tangente che deve spaccare a iranianos e omanianos. L'annuncio della riapertura dello Stretto di Olmos non ha ancora inciso. Trump, attacco shock a Meloni, scontro totale, zoppicone. Mi ha chiesto una foto insieme, la replica della Premier, l'Italia non implora e Mattarella la chiama per sostenerla. Solidarietà bipartisan, parole inaccettabili. Tancamos questa guerra, nuovi raid tra Iran e Teheran, nuovi raid, Ira di Teheran su Israele, cioè Iran dunque un esercito suo in Libano e chiaramente non lo credete attaccato Ben Gvir, il Libano deve bruciare un attimo, accordo USA-Iran già in bilico. Intanto arriva Lavrov, l'Europa si prepara alla guerra entro 4 anni, cioè non è la Russia che fa che nella guerra, è l'Europa, però perché di credete, quindi andiamo innanzi al degai. Ideologia. Il ministro degli esteri russo, Mosca, gli europei fingono di voler trattare con la Russia, ma in realtà puntano solo a guadagnare tempo per prepararsi ad una guerra entro il 2030, mentre Donald Trump è pronto a riprendere il dialogo per negoziare una pace in Ucraina, sullo scemo del villaggio, e Mosca, Ucraina e Mosca, è disposto a parlare con lui, cioè con lui che gli dà cedi tutto. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha così riassunto la situazione dei rapporti tra Russia e Occidente, convinto quindi
che l'apparente unità di intenti tra le due sponde dell'Atlantico, emersa dal vertice del G7 ad Evian, non sia destinata a durare a lungo. Nel frattempo, dopo la pioggia di droni ucraini che tra mercoledì e giovedì si era abbattuta su Mosca, provocando anche un incendio nella maggiore raffineria della città, altri 76 veicoli senza pilota sono stati intercettati oggi vicino alla capitale, secondo quanto riferito dal sindaco Sergei Sobanin. Cioè praticamente te succede, hanno intercettato dal drone che missili che può intercettare anche il missili e il missile intercettante sono venuti da terra a sopra della raffineria e hanno fatto danno che sul drone non hanno mai potuto battere. Cioè praticamente il russo si sono bombardato a Sassola. Tancamos il tenore de hoy, si sigla de tancatura e nos damos appuntamento. Torna a casa, non vamos con mentos, e quindi vabbè, andiamo bene anche questo. È durata 42 minuti oggi, no, 37 minuti. A mezzo vedere di buon a tutto dai, vizi TV, adios e mensi